lo potete dire che vi è piaciuta. Non vi vedo tanto convinti, che facciamo? Ma visto che siamo soli, lo possiamo dire, perché poi di presenza si monta la testa. E bravo Angelo a preparare la rassegna, no? Ed allora, se siete d'accordo, al mio tè lo chiamiamo tutti insieme e lo accogliamo con un caloroso applauso. 1, 2 e 3. Angelo! Subito la parte più noiosa di questa chiacchierata. Vuoi darci qualche numero sulla rassegna, ma soprattutto per l'ultima volta, e non vi stessiamo più per chi non è stato attento l'altra volta, come si vota? E allora, come ha detto Denise e come vi avevo promesso, io salgo per l'ultima volta per spiegare le modalità di voto, perché tutti voi sapete che questa rassegna è un concorso a premi legato alla memoria del famoso poeta bagherese Ignazio Buttitta. Velocemente: compagnie, votano gli abbonati dando un voto da 5 a 10, votano i giurati di qualità dando un voto da 500 a 1000, votano i biglietti singoli mettendo nello spazio vuoto che c'è nel biglietto il nome della compagnia, e quel voto appunto è singolo. La somma di queste tre modalità di voto ci dirà giorno 9 giugno a Palazzo Butera chi avrà vinto questa edizione del Festival Bagherese del Teatro Dialettale. Scenografia. La scenografia è a totale appannaggio dei giurati di qualità, che daranno un giudizio scritto. La compagnia che avrà più giudizi scritti vincerà il premio per la migliore scenografia, che è una targa. Regista. Il regista viene votato dai giurati di qualità, che possono dargli un punteggio da 50 a 100, e poi viene votato su Facebook. Dall'indomani o quanto prima la commedia viene messa su Facebook, sulla pagina della Scintilla. Basta vederla per intero, mettere mi piace, e quel mi piace è un voto che va al regista. Per finire, gli attori. Premiamo 4 attori, 2 protagonisti e 2 non protagonisti, uomo e donna. Votano i giurati di qualità sempre, che hanno una possibilità di voto da 50 a 100, e si vota su Facebook. Da domani alle 14, per l'ultima compagnia i tempi sono più ridotti, quindi si voterà fino a giorno 9 alle 14. Saranno messe su Facebook, pagina della Scintilla, le foto degli attori che la compagnia ci ha indicato. Basta mettere mi piace e il voto va a quell'attore. Benissimo, sei stato chiaro come al solito, e vedo che il pubblico è molto attento questa volta. È servito il rimprovero dell'altra volta, vero? So che ogni anno, la serata finale, tu prepari una sorpresa al pubblico, non è vero? Ma questa sera la sorpresa al pubblico la voglio fare io, ma soprattutto a te. Grazie, vediamo che cosa combina Denise. Pericolosa è. E chi è questa? Ecco, ti ho portato la protagonista della tua commedia, la signorina Carmela, che ne pensi? Ma guarda, io sono veramente contento che una delle attrici principali della commedia Un dottore per davvero sia venuta a trovarmi, ma come è giusto che sia e come ogni uomo deve fare, diamo la parola a questa donna. Vedete, io sono molto timida, riservata, e quindi parlo poco. Saporita. Ci penso, ma lei non è pure un medico? Sì, sono un medico, ma perché? Perché, come dire, io ho un debole per i medici. Che graziosa! E anche mia nonna, devo dire. E quindi tra il dottore Salvo e il dottore Di Salvo... dottore Di Salvo! Eccola qui! Pure qui! Ora chi si s'afferrano? Chissà, caghi
ci fa? Ma che mammi si rimuove? Guarda. Ah, ho capito. Non solo un dottore Salvo, pure un dottore Di Salvo. Sì. Ma cosa le pazze? Signorina, qui noi oggi ci avvaghiamo. Anzi, facciamo teatro. Lo capisci? E quindi show qui dalle magie per mia trio. Basta, lascia stare Carmela e mi rivolgo a tutti voi se volete vedere come va a finire fra Ele e Carmela, ma soprattutto volete sapere chi è il dottor Salvo. Prego, Angelo. Grazie. Allora, questi sono piccoli estratti da quell'opera che giorno 6 giugno e giorno 10 e 11 giugno verrà rappresentata per la prima volta dalla compagnia teatrale, dalla neonata compagnia teatrale La Scintilla. È un'opera in 3 atti in dialetto siciliano, molto divertente. Il titolo è, l'ho già detto, lo ripeto, Un dottore per davvero. Ne vedrete delle belle. E allora, le ultime notizie. Stasera ricordo a tutti di imbucare l'abbonamento perché si ritirano per permetterci di poter fare i conteggi. La sera di premiazione, giorno 9 giugno, è tutto esaurito. Mi spiace, ma i biglietti sono finiti, la disponibilità non era illimitata. Per la commedia Un dottore per davvero, il 6 giugno a Palazzo Butera è tutto esaurito. Il 10 giugno qui al Supercinema rimangono pochissimi biglietti, c'è ancora disponibilità per l'11 giugno, quindi chi volesse veramente vedere come finisce fra Ele e Carmela e chi è sul benedetto dottor Salvo, negli intervalli cercatemi e vi accontenteremo. Ora io vi ringrazio a nome anche di Ele e di Carmela e lascio la parola a Denise che vi leggerà una brevissima trama della commedia di questa sera. Cosa dire? Ci rivedremo l'anno prossimo con la 6ª edizione. Grazie a tutti e una buona serata. Come ha già detto Angelo, adesso vi leggerò la trama della commedia di questa sera. L'opera rappresentata è stata adatta alle esigenze della compagnia ed è stata scritta da Calogero Maurici, Bedder Fuori e Francia Rincia. La storia di una donna che con il suo comportamento angelico conquista tutti, parroco e comunità, per poi trasformarsi in un diavolo quando si trova tra le mura domestiche. Adesso vi auguro una bellissima visione e ci vediamo il 9 giugno al Palazzo Butera. Ciao a tutti! famiglia sa passare presto, ma esagerare in sta maniera, fa lagnare pure lo signoruzzo. Ah, Verone che da basio casa a casa, ma perché? Per un disgraziato di mio marito, come fa dormire la notte? Io che sono una donna tanto impegnata, Sant'Onofrio, e tu sai come sono impegnata. Ma come a reggere tutta innata? Come? Va? Oh! Va? Ma se posso sapere che hai, ah? Caprone che te la mette e non mi fai più il rocchio! Lamberti!
Ti insomma chiamare Lambertino. Io ti chiamo come voglio, quando voglio e onde voglio, lo capisci? Cioè, tale mi va a mettere la camicia e mi va a correre che latte che hai petito. Sì, ma pistia, che tu solo questo sa fare. Botta di sala mia. Ma come ci vuoi tu a chi non va a carrozziare sto carrozzone? Botta di sala. Tutti i dipendenti picciuttazzi che mi passavano sotto la casa. No! Ma che ci mette? Boh! Ma comunque, santo no, ma che ci posso fare? Ormai mi carrozziavo, che tenere millo hai. Però, santo no, se mi aiutare, ne che fa, chissà, ci mi fa durare una 30 anni, 40 anni, 50 anni, santo no, ma metterà fuori. Ma chi sta facendo? Che stai mangiando? Sta mangiando una toaglia pulita. Un torrisicare piccassennone. Modi, ma dove va a fare questo? Ora mi arrospicchiavo. Ogni volta che mi fa fare sempre la croce che la mano manca. Amore, troppo c'è da mangiare. Ecco, di sesto cosa? Ma perché che sono io cane io? Zitto, che mangia? È un malluita la toaglia pulita. Ah, se no, poi te la vedi con la sottoscritta. Te ne esce fumo rama in menta. Ma che la questa notte quando voglio di fuoco? Ma cammina, botta di sole in da sui dietro, va bene. Zitto, e mangia. Signor, sei marascialezza. Ma come c'è più mattere? Ancora non ha cominciato e già la toaglia tutta che devo dire. Vediamo quando andiamo all'estero. Ma posso mangiare stamattina? All'esito che scuzzata la tavola. Ci devi. Da lei. Già tutta mai preziosa tu vai, da lei. Ancora? Ma che da lei? Mangia. Ma vediamo quando riesci. Ma stupio! Non accattarsi dove scuotta che fanno schifo! Che non sudano, cattavo. Ti visto che è un sotano, che lava sempre in te mano, mi fanno acido! Che fino, porco! La prossima volta ne esce e tacca a te sonna. Cazzo, se magari fosse buono! Albertino, io a 2 me la notte. Peccione, taglierò operare sul naso. Hai il setto nasale, tutto deformato e storto. Ho detto che canale stretto, ma che dici? Vedi che i muratori vennero l'anno scorso. Ma maledette canali storte! E poi, puratura nella casa, una nostra sericchio, che già i belle papolona, difficile già l'anno. Ma poi, scusa, stavo parlando in un naso, che nacchi sto operatore. I pittusaro naso sì, e chi ne ripila, è l'aria. Onde ci arriva in te? Ma che era la festa? La monica andiamo a sistemare, Ma com'è? Botta di sole! Mi sa tanto che tu una buona, né a ricchi, né un naso, e manca la testa! Ma che mi vuoi sentire a dire che io un naso che fa schifo a testa come funziona? Propriamente così, un tasti alla lettera. La posso ridere una cosa? Allora, padre, all'estero. Non ti arrabbiare. No, io mi arrabbio. E cambia l'aria. Mi arriva in testa. Solo quando tu sei la cambia. Ma stai muto! Una parlare, capisci? E se come parla sai? Io, stavi a lungo la notte, una posso fare più. Ancora mi buscai tutto. Che buono fosse, quando ne finiamo di un rosario. Abbiamo che mi fumo culo. Ma si scorniasse. Dicevo, quando finiamo di un rosario e stai per pigliare sonno, tu, a cominciare a ronfuliare. Ma tu, ne carronfulie. Tu, serve, tavolona. Ti chiantavi Bologna, ti chiantavo perché ti russe. Ma non ne cagliere. Quando so che c'entra questo Bologna, ti disse, serve, tavolona. Io ho fatto una tavola e mi arrospiglio.
metto calma calma per pigliare la sonno. Ma non mi stanno a ridere. Tu che fai? Che faccio? Diventi cavallo pazzo! Ti giri, ti furri, tu letto ma comincia a balladeare tutto. E io che faccio? Ma non spieghi un'altra volta. Ah, punto, ti daranno un colpo di tappina. E poi che cazzo a Peppina? Da perché sto con due metto? Chi da raffolia a Peppina? Ma quelle non so Peppina, sta Peppina, un colpo di tappina come tu ti rasta, ci sono venuto vedi con aprire. Ulta però, ah se no appunto si caligua. Non fare peccato. Mi metto calma per dormire. No, più bello. Quando sogno mezz'ora qua e mezz'ora là. Sembra recà. No, perché l'hai battuto oppure mai. Sì. Tu cominci a parlare. Ma con questi piata bonita tutta la notte, cocco. Accompagna Tonino. Rio non ci parli tu. A notte mi ci confesso io. Tu lo sai che io sono una donna tanto impegnata. A casa, a famiglia, un pensiero di tua figlia, la parrocchia. Quando... Sei a casa, famiglia, tua figlia. Ma come perché per fissa? Tu hai tempo solo per la parrocchia. Un delle fissarie che io me li so organizzare le giornate. Ora tu qui come ti organizzi tu le giornate? Il Sì. lunedì c'è il consiglio pastorale e noi che mangiamo insalata. Capite pure. Certo, il martedì ci sono le prove di canto e noi che mangiamo insalata muscia la sera avanti. Ma carai, tu che dici? Allora tu che sei sempre muscio, ti piglio e ti. Ma che vuol dire? Ma che voglio dire? Che sei sempre muscio. Il mercoledì c'è il consiglio dei catechisti, che tu non può mancare, vero? Sì. E noi che mangiamo ova. Certo, lo metto sbattuto, che può essere cattesisce anticchia. Il giovedì invece c'è il catechismo e noi che mangiamo pane e olive. Che ancora rotto che della sera. Che la cancelliera l'olive solo per sorragliatanti c'era. Che da batteria in Melaglia. Il venerdì certo, c'è la riflessione del Vangelo. Peccione digiuno. Certo, digiuno, pane e acqua. Ma quando ci fosse un pane? A me la settimana che bevo solo acqua io. Scarica, fai tanta plin plin. Certo, o sabato la grandissima cuoca pasta con l'aglio e l'occhio. Certo, perché c'è la pulizia nella chiesa. Sempre un cretino, fare. C'è la pulizia nella chiesa. Io che pulizia alla chiesa? Ma come hai visto? Io, i pulizi, li faccio fare all'auto. Io ci vado per controllare a chi che pulizia è la chiesa. E per vedere se puliziano buone. Io pulizia alla Cacetto. chiesa. Ma poi scusami, perché la macchina ha messa a che dimensione? Che mi chiami sta cantare? Ah, che è una grassata, se a me mi piace. Però mangi caro, mi dica mangiamo solo pasta, casassa e sosete. Cacetto. E poi scusami, perché si è messa a menzione? No, ma scusami, è 7:30. Non dire fesserie, che proprio tu ti alzi alle 8 meno un quarto. E vabbè, ma faccio un sconto io. Ma come prima si fanno? Un sconto si fa. Ah, ma avete domande? Che No. c'è? Ah, no. Io non so che mi dire. Che t'ha detto? Ah, Non è mia figlia. tua figlia? No, va benetto, cammina. Sente, perché tu ce l'hai sempre con la picciottetta e perché ti arrabbi? Perché la rubrica oggi ne stavo l'ora e mezzo per lavare, ma perché qual è il problema? Come qual è il problema? Che io non posso già se non bagno. E vabbè, e niente, io mi ci vado io al bagno. Ogni sera Al bagno? ho bagno, vi dico ho bagno, o polizia avantura. E mi come fa per una volta con la polizia stetto? E la stanno 5 minuti pulito, a che fa, nanti che ciavoro. Non ti preoccupare, con ogni effetto che faccio ci ciuscio. È vero? E ogni pelo che mi cade tu levo. In fila, i fare sicuro.
perché sei talmente peloso che sotto sta camisa c'hai un maglione di lana merino. Un pecorino! Io ti ho detto che a me mi piace un cascavallo! Ma quale cascavallo è pecorino? Lana merinos. Ma la Merinos, e infatti è appena là in belle moive, dove ricomanda la Merinos. Che vuol dire? Che voglio dire? Quando non vengo sa che c'è fritto, no? E tutto vengono un letto per quale di cosce. E metto la da mia. A me mi pucci che ce l'ha tanti per la e poco Montericci, Sant'Onofrio, Ricelotto, uomo peloso, buono venturoso. Uomo peloso, Sant'Onofrio. Tu sciglio venturoso. Sant'Onofrio, e che ventura che avresti? Avessero stato meglio che ste pila, ma avessero caduto un semo le capite e un solo chitto. Se, vedi se ti posso fare cadere pure i denti. A così ne vediamo chi ti resta a cadere, dicillo, Sant'Onofrio. Comunque, quando ti va a lavare, un mi svegliare in terra. No, non ti preoccupare, me la massicco, come altri. Quanta pazienza che ci vuole, un quadriplasi mi chiesto. È tutto cretino, non capisce niente. Ma come ce la devi che il Signore viene al primo posto? Come, boh! Ai, motta di sale. Madre mia, sogno stanca che la mattinata. Aspetta, mi leggo anche così. Vediamo che c'è là su giornale. Tale a chiesto. Ragazzo trentenne, sposo un ottantenne. Lui dice è amore. Ma quale amore? Ma che c'ha a fare un pane corto? C'ha a fare questa vecchia? Amore! Che c'è tu per la piccheria? Ah, cosa è diverso? Ma? Tale a che stavo già punciazza che si fece? Che l'aria, che l'aria! Mattinata. Ma che fa? Un anno che fa di cristiani? Lambertino! Il Signore ci chiama! Vanate! Come posso succedere? Accetto! Lambertino! Tu sai che io ho sempre che fare è un aiuto in pirata per la poeta. Sogno assettato! Tu sai che sogno stitico! Lambertino! Su se ti ritrovo che è balato! Da levare ancora l'ultimo pelo! Disgraziato! Ma quando c'è bisogno rito, a tutti i pila s'apprega, a tutti i pila! Caso si te baciamone! Dov'è? Buongiorno signora! Ma che piacere! Prego, lei con la sua bellezza mi illumina la casa di sole. Prego, si accomodi. Buongiorno signora, ma va a scusare, usate che vi picca capo tocca, ma ho bisogno di un suo consiglio. Sì, prego, che c'è signora? Ma hanno detto che lei è sempre pronta a mettere pace e prega sempre per tutti. Preghiamo! Grazie signora, ma non me lo merito. Ma che dice signora Beniamina? La sua bontà è cosa risaputa. Sì, signora Agata, è tutto merito del Signore. Io mi fece così. Lamberto, amore, ma te la ricordi la signora Agata? Chi da un secondo piano? Che ci tocca queste cose belle mi riuoito io. Piacere Agata. Piacere Lamberto. Chi c'è signora? Chi va a dire? Signora, aiuto per problemi che a me vicino di casa. Chi da un testo piano. A noi non sa dormire a notte, rumore di sette fino a luna. E lui, a televisione, forti. E io mi dono a tutti. Vabbè.
dopo pomeriggio, quando mi gira a riposare in anticchia, attacca custodia a tutto volume. Ci piace un provolone, signora Agata, ma io ci metto un mezzo pistolone. Amore, e io ti piglio a mozzicona. Ma siete. E poi, signora, capicciò, chi lo va a dire? Signora Agata, questo suo marito, questo ventaglio mi sta facendo nascere putte. E poi, signora Agata, ma nostro Signore quant'è che ha sofferto? E che c'entro io? Ci vuole pazienza, signora. E magari un giorno di questo, lei cecchiana, con un bel sorriso sulle labbra. E un bel bastone in mano. Certo, e con dolcezza. Signora, non colpa, no, però con dolcezza, signora Agata. Ci dice di fare meno rumore, signora Agata. Col dialogo e l'amore si ottiene tanto. Ma ti legnate tutto. Lamberto, ma nostro Signore questo ci insegna. Ha ragione. E in più, signora, io nelle mie preghiere mi ricorderò anche di questo suo problema. Che io lo sapevo. Stasera non c'ha posto il rosario sopricchio, ma tocca. Ma lei tutta sta pazienza, tutta sta forza, tutta questa dolcezza e l'amore per l'ausi, ma non ne copiglia. Ah, ricchia, perché a me non sta la salsiccia. Signora Agata, a me piace la salsiccia. Ora a mio mi piace. Dove lo prendo? Dove lo prendo? Dalla preghiera, signora, dalla preghiera. Dita mia però, dita mia. La signora, guardi, io ora mi devo affidare apposta a la chiesa che sono già in ritardo. Mi deve scusare, Prego. Lamberto, amore, nel frattempo fai compagnia alla signora Agata. Mi raccomando. No, ci penso io. Sì, sì. Mi scusi, signora. Signor Lamberto, che sfortuna che ha per lei di trovare una moglie da così. Meglio non te in alluetto. E io caputo, ma che dici, signora Agata? Che ti si appicchiare la borsa, cavaliere la chiesa. Ma no, oggi, signora Agata, non ne fa più. Ma se che sta ne a cossettose, figuriamoci che la famiglia. Sua moglie, come si dice? Beggia di fora. E fra Cerrinza. Beggia di rinza. Io per ora mi avessi stariato 100 vuoti questa vicino a casa. L'avessi afferrato per i capelli e avessi sticato a fronte a terra. Questo fatto buono. Invece sua moglie è sempre dolce, calma e con quel sorriso. Capicchia per fissare pure i Santa Rupa Paradiso. Mi ha aiutato a restare calma. Signora Agata, arrivederci. No, se ne stava io, no, signora Agata. Amore. Signora Agata, che è vicina a Dio, scopre delle cose dentro di sé che manco sapere a dire. Io non lo sapevo, ma io lo so, signora Agata. Ci scassive nella chiesa, signora. Io ne capisco tanto spesso. Aveva ragione, e che io tante cose fare. Signora, ma che fare l'avemo tutti. Ma il Signore viene sempre al primo posto. Io invece il secondo posto, terza fila, signora. Giusto, se vuole volontà per tutto. Ora me ne vaio. Cagli la cose, avrò con la balena. Arrivederci. Arrivederci. Ogni sta? Caduna che non fa mai a me avrà con la balena. Mamma, appena sta poeta, che sta foto è sempre cariccia e ghettato. Ma ancora uno tempo da gioinare. Ma? Mi fa amore di quanto è loca. Secondo me. Ma sentiste? No, ma chissà, secondo me avrà avere qualche crick. Se, ora ci canciamo a ruota. Secondo me chissà, avrà avere i pucci. I bucci? E perché? Perché fa sempre
Ma cammina, mi non ne s'apprega! A me mi pare che è una sciatetta. C'è tu una scelta pure a mia mi ci passa, sinceramente, ma comunque. Ma che dici? C'ho la polizia un bagno. Ma cammina la polizia a casa, dentro non voglio e fuori tra io voglio. Carico, ma che beneficenza può fare con te? Ah, che beneficenza. Ma buone, avreste come fatta buona? Com'è? Buona! Vedi se ti posso punciare l'occhio, a così te la faccio vedere meglio quanto è buona! Ma che capisci? Io rischio quanto è fatta babbiona! Vota la casa brucione! Io sogno soldo, ma tu mi parli a me non ci senti. Sì, si ragiona, che come? Non è così. Ma? Non mi fa facile, no? La cosa inutile e basta salute su piano, ce ne fa su bicchiere quanto è gay. Ma che sto, perché capitai da che babba? A me va a trovare. Avessimo a bere, si sta ancora terzo piano, o l'avessero ripugnito a sotto la cucchiarietta, a sta mola fuori, ciao! A me orisce. Io, a com'ora, sai che ci avesse fatto? Ci avesse pigliato sta fuccia, ci l'avesse fregato in terra, che tanto ci l'avesse fatta diventare, tanto! Ma a me mi piace quando fa diventare cose tante. Mamma mia, non te ne sale, ma sta che state bocaciola! Ma vieni a chi sto? Oh, ma cosa sente? Che un gioco a da plantarsi, ma scelto io che c'è a dire? Con dolcezza, signora, con dolcezza. Dici che scende qua sotto, che c'era ognuno con il prima proprio in testa, che c'ha spacco con noi. A sta cosa saluta. E poi la faccio cantare come un canarino e ci faccio addumare un stereo a tutto volume. A sta cosa saluta. Ah, e chi sto buongiorno? Carico, sti cose ti insegnerà la chiesa, non ti preoccupi. Bene, olio. E di che cosa mi brugno? Dai, un marito cretino e i vicini di casa fuori. Ma, tutti io, lei. Mangia. Mi facci sta maciolire, magari. Perché tu però ti concentrare, Beniamina. Io sono concentrata. Come ha fatto, sai? Senti qua, prima che mi scuoto. Io, per cagliare la chiesa. Non mi entro tu a fare qualcosa sui vizza. Non suono tu sì. Ti lasciamo un pochino nella stanzetta. Ma che t'hanno gabinetto ci ha messo io stamattina, tu fai sapere, vieni qua. Vieni qua! Quale che te gabinetto? Ti rissi un foglio di carta nella stanza da letto e ti scrissi tutte cose che a fare. Perché tu, a come sei allallato, qualche cosa ti ascolti sempre. Lamberti! Amore! Ma se muore zio! Tu! Ma come schiaffiare sta a fare? Che mi spicciava a morire, che noi ci organizziamo. Tole che sapori! Prima che muscuedo, parattia, rumini, camissa, ti metti a terza fila come la settimana passata, sì? Il marito di Beniamina deve stare sempre in prima fila. Capuro, perché io da controllare, se canta, se dà di noi, Si che tu un pirto. se risponde alla Santa Messa, si ci va per partecipare, no perché l'acqua della seggia. Ma io però, più avevo ti aggiungo voce e non posso cantare. È un solo kid però. Sant'Onofrio, ma sentite? Lei aggiunge voce. Ma che cosa sosti aggiunge confronto a chi che io? A laringite, a faringite, l'erofagite, a cistite. Sant'Onofrio, ricellotto quando nai, Ricellotto, però che da buono non cacciamo mai. No, ci stava dicendo
dicendo tu non cosa hai me qua invece. Io ho la peritonite acuta, il colon infiammabile. Sì. E poi c'è la lucciola qua nella bocca dell'arma. La fa, ah tu mi hai stuta, Mi conviene. sì, perché pochino quando viene a tia si emoziona e a me mi viene non bagna di Ti sto ringrazio, care porco de fice cristiano. E nonostante tutti questi acciacchi, oh signore, un terricoglio, un terricoglio. un signore a te va a raccogliere. A me il Signore, deciso tanto no, mi dà la forza di essere una donna impegnata e di pensare al prossimo. Tanto non so che chi sto problema, che lei c'è una vostra, c'è una forza chi sto, capito? Chi sto problema? Lei forza c'è da dare a sta cosa inutile e senza dignità. Antonio, io mi ho fatto tutta sta vita, io faccio un omicidio, io ti sta ammazzo stasera e parlo con il benzina pieno. Ma sta parlando? Non ci stavo dicendo a Sant'Onofrio, a mia moglie 50 anni, cioè no, 100 anni. 100 lui, prego. 100 non 100. Prego, Io prego. so che ti voglio bene. Sì, Una lo balanza. so. È reciproca la cosa. Giusto. Sant'Onofrio, devo mettere un racconto però. O terre campaina, perché io già faccio più. Di richiesta e una facciola che non arrivare. Ah, ma quanto faccio come un cascavato. Ah, chi sta fuori con tutte e ruci, e tizia con mia Sofia che è una riavola. Tanto no, poi sembra antica domata, sa tutto e che fa se fa scappare qualche cosa, non te l'hai già in nato. Guarda una moglie che sto lato, santo no, è consumato. Ma cucupare. Io tu con Sant'Onofrio, e da cosa sei inutile nel tuo maggio. Usate mi disse, Lambertino, facciamo 25 anni di matrimonio e ci dobbiamo rimaritare. O mea. Ma dove fotte? Una volta mi potte fottere, io stavolta me la faccio tagliare e mi faccio monaco. Perché tu sai come si dice, figlia mia, non si marita una vuota e combattuto, ma tu si marita una vuota e fottuto. E poi, tanto no, ci vuole un vento in chiesa, ma io vuole tenere tutti sti arinaggi madre. A babbo, lei sta con la paia. Amore, vediamo a fare. E tu che ha questa faccia che parlo in novembre? Papà, hai stato con Nazareno. È un picciotto per davvero sistemato. Giorno dopo giorno. Capisci che qui non è giusto per me. Sentimentoso. Ci lavo peloso, ma tu fa tutta! Papà, sentimentoso, sincero, innamorato. Io avessi essere felice. E invece mi sento un non fieno. E ti assuntieno, che numero ne scero, vieni qua. 46 a sui dia. Scappare qua, ammucciare là, io non ce la faccio più, volessi muovere. E perché figlia mia? Sant'Onofrio ce ne vuole tu. A nuace, non bastasse che morisse solo sua madre. Papà. Nazareno. Bello il nome, eh. Appena lo sapete tua madre, ti devi mettere a fare cazzacatumbolo in mezzo alla casa. Se è picchisso, suo padre si chiama Giuseppe e sua madre Maria. E sta passa buona, hanno chiossare 100 pecore. A Natale siamo a posto più presente. Tu sai che tua madre così ci piace, no? Mi stai scherzando? Bernadette, c'è tu, Nazareno. Bernadette, molto bene. Tu sai, Nazareno e Bernadette, fino a qua tutto quasi. Tua madre fino a qua non si può lamentare. Ma c'è qualche problema? Come sei? Sto picciotto che fa un bamis? No, papà, il Signore ci crede e per bene mio venisse pure a messa. Un problema è che è diplomato, ma fa un muratore. Ci lava di colore! Ma che razza è questo? Fa un muratore! Ah no! Chi c'è un problema
rosso. Ma tu sai come c'è penosa? Ha cominciato solo tu sai. La figlia di Beniamina Calandra, zita con un burratone, mai da cosa utile senza dignità. Papà, io non capisco. Io da cavare la mattina sera a chiesa come fa a disprezzare così un picciotto? Che mia babbuccia chi è più brava di una professoressa? La professoressa parlava, voi? No, chi è più brava che c'è in circolazione che ci ha detto figlia di latino. Mamma, io ti avessi a parlare da donna a donna. Da donna a donna, non mi pare ridere. Da donna a viggerita. Ancora andare a mangiare pane loro. Buongiorno, prego, si accomodi. Prego. Signora, prego. Che bambola! Si accomodi, signora. Buongiorno, signora Beniamina, signor Lamberto. Forse venne in un momento sbagliato, magari vengo più tardi. Ma che dici, signora Agata? Per lei è sempre un momento giusto, Sì, Regina. si accomodi, sì, ragioni. No, è meglio che vengo più tardi. Signora Agata, si accomodi. Quando le dico si accomodi, lei si deve accomodare. Non sia mai che Beniamina non sia disponibile con chi ha bisogno di aiuto. Prego, prego. Mamma, ma noi non stavamo parlando? Sì, Gioia, perché c'è tempo, poi parliamo. Signora, mi dica. Ma va a scusare se io anqueto sempre, ma mi sorava un problema e io la volessi consigliare. Ah, consiglio io, signora Agata. Lamberto, ma ti a sedere, amore. Io dopo consiglio, signora Agata. Però con me sbagliare pensavo di parlare prima con lei. Signora Agata, ma io ho casogno. Sta via. Ecco. Lei è tanto saggia. Grazie. Magari ha fatto venire qua e se parla lei di persona. Sì, sì. Chi c'è? Ma i tappeta sacca. Alla stasera sacca, signora Agata. Per tanto mia moglie è telepatica. I suoi consigli sentono a chilometri di distanza. Lambertino. Ci rispondo io, signora. Ma sì. Buonè. Lambertino chiama sto marito. Che Signora, ci sono in Roma. Ma se c'è buona, c'è un pure a cucù. ma costa che te ne Sei friscarella? Irtate, papà, ma dice via, ma non sa che cancia vecchia panova, guai trova. Ma tu non sai che la tinta provata che io sta provi più tentato. Signor Lamberto, ma non ne si vede sta sua moglie. Ah, mi sei rimuoito. Sta cosa è inutile con l'anche tu. Lambertino, Bernardino, ascoltate in silenzio. Signora Agata, non mi scusare, ma pare no, provo schifare, no? Perciò, grazie, signora. Ecco, la figlia di mio suero è universitaria, stava a laureare in psichiatria. Voleva un pistotto di Ribera, un paese che se non sa. Sì, sì. Sono una famiglia sistemata, i due passo per mia nipote, ma mi sono un vuole. Perché un pistotto stava ghiaglinnata, fa un muratore. No!
signora Agata, deve dire a sua sorella che di fronte a Dio siamo tutti stessi. E poi, siamo una famiglia, ma che c'ero nel essere raccolti? Giusto, mamma, chi c'è di male? Giusto! Deve dire a sua sorella di lasciarli amare. Ma che c'è di più bello di quando due persone si amano alla perfezione? Ah, se ci puoi mettere, signora Agata, i pazzi che faceva io come zio e che faceva io figlio per me ancora. Ma raga sogno io, a far aggiustare sta pennienza. Sì. Signora Agata, per cortesia, se mettesse la stabba, non si Mettessero sediasse. da bagno, signora. Lamberta, amore, tu alzati. A sua casa quanto si può settare? Signora Agata, ma va scusate, ma c'è la pennienza e a mio marito ci scende. Borolino spedito. No, stava carrendo un vaso. E poi, scusami, io, tutti sti pazzi d'amore, non ne che mi ricordo. Ma ci tu con il ricordo, mica foste tu mezzito. Ci ne fanno sempre malattia. Minchione, sempre mare mia! Sì, tu Io sei pure, tu più fissa! L'auge, scappare! Signora Agata, amore, da lì non è colore e manco mestiere. Dica a sua sorella di lasciarli amare. Un muratore, ma che c'è di male? Non siamo tutti figli di Dio. Grazie, lei arreneste sempre a suare parole giuste. A lei la vestirà a fare sangue. Grazie, signora, grazie. Ma tu capisci il suo gradino? Mamma, ora possiamo parlare un minuto? Ma ci senti il coffee che hai una stanchezza? Pronto? Ehi! Come ti permetti? Come ti permette tu? Tu, sulla puoi tagliare a capo! Tu sulla puoi Io tagliare non a capo. aspetti io! Come aspetti? Telefono. Ma sta... Pronto? Ciao Angela! Sì, dimmi! No! Chi stanno ancora non ce la facciasse? Certo, tu sei la responsabile del coro, ma io ti dico no! Perché chi sta? C'è che ha meno tidda e ne esce che ha russolida. E poi, Angela, se c'è chi sta, noi non possiamo comandare più. Sì. È una gigante, è una spadettiera. Ida. Sa figlia che in questo paese che sa comandiamo noi oggi. Angela, comunque, io non ti ho detto niente, va? Noi andiamo in tesi. Va bene, amore, mi raccomando. Ciao. Ma c'è quanto problemi. Tu che farei? Sì, sempre senza pensieri, senza fuorici. Io invece sono una donna tanto impegnata. Sei a caponata, ma mangia a santicchia. Sono tanto impegnata. Ah, sei comunque mio padre. Si fece sempre più cristiani di fatto so. Il campo 96 anni. Beh, ma
l'altro invece s'ha fatto sempre fattere tutte e ha 102 anni, è un orologio svizzero. Cacetto, a chi ti c'è a sparare? Non te pare, tale mance, tale figlia. Ah, me voi moriate, me criticate per tutto quanto, tutte cose che faccio, come mi ci escano, come mi vanno bene. Io, una donna così impegnata. Abbiamo la donna in corriera. Sfottite, proprio a tu, figlia mia, che ti stai facendo crescere come una principessa. Sul pisello. Mamma, io mi stai frequentando con un picciotto. Ehi, e che vorresti lesso? Cacetto, che si aspettava Mattia a domani mattina finivamo. Ma qua un'ista di quel figlio, questo è sopato, i sonanne, il mistero fane, un travaglia. E da allora frequenta picciotto. Ah, ma non arriva. Appena viene, da fare puttare, l'esame lo sangue, a radiografia, a tacche, a scintigrafia, un test che tira le tasse se ce l'ave e... Ah! Ti lascio puttare questo, da fare puttare l'esame dell'urina. Cazzo, ma Dio l'avevo infiammato! Mamma, tu non conosci, è di Carrapipe. Carrapipa? E tu quando ci stai sto carrapipa? Mamma, io già voglio a casa. Travaglia! Sì. Ma lui è già laureato! Ma che fare? Un medico, un professore, un veterinario. Qual è la presa che usa per lavorare? Aspetta. Vediamo se indovino io. Sì, meglio. Allora. Tiene. Il gesso? No. No. Allora il professore. No. Tiene. Oh, il fonendoscopio! Sono ignorante come a cane. No. Allora, un è medico. Mamma, non ti interessa come si chiama? Giusto, figlia mia, ma cominciamo con no. Si chiama Nazareno. Nazareno? Vero! Non mi mentisci? Vero? Io tu riusciva che ti metti a fare cazzato un po' in mezzo a casa. Vero? Nazareno! Ma così l'avessi fatta apposta per mia! Lamberti! Appena lo sapeva come ti da parrocchiare! Amica! Ciao a mangiare l'occhio a tutti! Nazareno! Che bella bella! A voglia Mamma, suo padre si chiama Giuseppe. Vero? Sì. Altissimo! Figlia mia! Ma che sogno contente! Mi staranno 20 anni di salute superiore! Ma ti quando muore allora? E sua madre si chiama Maria. Vero? Sì. Mari! Figlia mia! Santura per essere 20 anni! Ora me ne saranno una settimana! Ma tu no! Figlio, un po' di giochista allora! Sant'Onofrio! Mo scuoccia chisto! Vai! E dimmi mamma, ma con quanto sei laureone? Con 2 ragazze e Mamma, ancora non è laureato. Non è laureato e già travaglia! Ma che fai? È nel campo dell'edilizia. Costruisce case. Architetto o ingegnere? Ah, come potevi dire che teneva a mano? A cazzola! Lamberto! Un di queste parolazze davanti alla piccina! Perché che dissi? No, mamma, un papà non disse una parolazza. Sì! Un papà disse cazzola! A parola veramente è mascolina. Solo che dopo non fate capire a resta femminile. Cazzola! Ma che dici? Cazzuola è chi te che tiene in te mano Nazareno?
Mamma, Nazareno fa un muratore. Che esiste? Un muratore! Ma che sei pazzo? Oh! La figlia di Beniamina Calan, figlia del professore Calan Eugenio e della dottoressa Firrantella Caterina. In Bernabetta si da muratore! Mai e poi mai! Manco se ti scatto per dico, a te e a tua pace buona! Mamma, tu siccome parrine, fa il zocco di cui io, non fare il zocco faccio io. A te non ti conosce nulla, buona. Tu pigli per festa a tutti, a comunità, a tua famiglia, ai vicini di casa, a Pacetonino, ma soprattutto pigli per festa a Dio. A mia, non mi pare male di essere zitto con un muratore. Io mi prigogno l'avere la magia come Mattia. Vendere fuori, ma felice di Martino, guassato! Che ci pigli e che ci fuori! E tu non mi facessi niente, è vero! Guastata! Ma giusto che ci ricevere tanto maggio, guastata! No, allora non mi faccio più Non vedi quanto sta soffrendo da picciottere? Falla chiancere, che questo è il fuoco di gioventù. Ci passerà e un giorno mi ringrazierà. Comunque, tu, fatti tu e un tammescare. Santo no, bello una madre. Metto una figlia con tanti sacrifici e poi lei deve fare della sua vita quello che vuole. Ah, metti sto mondo sola! Io c'era! Cacetto cacciere, ho solito che faceva. Dormire, sempre tutte cose sole a fare, sempre. Povero come chiaccia! Lasciala chiancere, con chianci olio. E se chianci olio, ci mette a mangiare sotto. Oh, bedamore che mi sento male. Più tu esci, lascia stare a brucare un bacio. Usate che quando a me mi fanno fare la pelle perché lo zucchero e bisogna di cose rosse. Ne esce e baccate a me ruchile e pasticcini in mignotteria. Ruchila! Sì, e faccio mettere le uguali da tutti i mignotti. Cacietto, che se no potrei più maloccare! All'estero. Le cose beziose! Botta di sale. Era tutto perfetto. I nomi, i cognomi. Ma un muratore cagazzuola, mai e poi mai. No, no. E chi è sta nata così in quel? Bernardè! Ma quando mai nudo c'è? Come andata a babba? Prego, prego. Oh, buongiorno, prego. In nomine Christi, Sia lodato Gesù Cristo. O Gesù sempre sia lodato. Padre, te ne sei stucatino e ci ha sbagnato. Sbagnasse assai. A così sbaganta, che mi aggranco a mano. Carissima Beniamina. Padre Tonino, capo piccerino in. Padre, non vuole stucatino? Ce l'ha sbagliare? Figlio di Dio, a mia, ma hai sbagliato 20 anni fa. Capito, padre Raffi. Ma quel padre Raffi, uccelli di rovo. Bizzocco le spaghettiere, padre Tonino. A proposito, chi avesse a cangiare l'acqua? All'uccellino. Vieni Kevin, amore, che ti accompagno in bagno, dammi questo catticello. Padre Tonino, nel frattempo lei si accomodi, Grazie, faccia come padre. se fosse a casa sua. Grazie, Vieni, padre. amore mio, vieni. Che fa? Qua c'è il bagno. Che fa? A casa una via gabinetto? Ah, appena mi pesce dieta, ti rompiamo. Padre Tonino. Chiaro. Che c'è? Che mi doveva dire?
ma tuo marito e tua figlia dove sono? Ah, padre Tonino, come ci facesse pensare? Lambertino, e a cantare rucchi le pasticceria in mignotteria. Vero? Lei non sa quanto è ricco. Io giuro così, anche di stare attento al zucchero. Capo c'è che hanno diabete. Bisogna stare attenti. Ma lui niente. Allora, padre Tonino, io che faccio? Prego Gesù che lo guardi da lassù. Brava fiola. Bernardetta, Messi, è una sostanza a friare. Vero? Sì, padre Tonino, lei studia e prega e studia. Che brava sta bambina. Che famiglia che siamo, è vero, padre Tonino? Sì, che famiglia dorata. Di donne come te ce ne dovrebbe essere una in ogni paese. Una, padre Ma che Tonino? dico, una, 10, 20, 100. Ah, cara. Ma come farebbe la parrocchia senza di te, cara? Io faccio quello che posso, ma mi pare che faccio sempre picca. Picca! A momentare ci pure io da messa. Cara, che caldo. Sì, si sciusciasse, padre Tonino, si sciusciasse. Sempre così umile sei, cara. Senza nessuna mania di grandezza. Ma come fai a essere così, cara? Padre Tonino, venendo da una famiglia di sani principi, mica poteva diventare una vipera. Ma che dici, cara? Ma quale vivere? Una santa! Una santa! E chi santa? Ai! Ma sto caroso sempre a prie solare. Anzi, ti volevo dire una cosa, cara Sì, Fedele. Ma che ne pensi se la messa del sabato, invece di dirla alle 6, l'anticipiamo di mezz'ora? Cara, mi hai fatto venire un moto. No, padre Tonino, ma che dici? Secondo me è meglio farle 6:30. Dicevo una mezz'ora dopo. Padre Tonino, Dimmi, cara. ma dai la possibilità a tutte di venire alla chiesa. Certo, cara. Lei lavora alla chiesa china. Certo. E allora, a fare sto cucire qui io. E io quando c'è gira a giocare? Quando finisce la messa. E va bene, cara, mi hai convinto. Come sempre, hai ragione tu. Padre Tonino, un'altra cosa c'è a dire. Dimmi, Secondo me fosse pure buono a raccogliere la messa lo sabato. vero? Sì, lo sabato. Ci sono tante famiglie pirocchiose. Pirocchiosi! Padre Tonino, ma che capio? Io resto bisognose. Cara, ma sempre a tutto pensi. Sì, Padre Tonino, sì. Caro Lambertino. Ah, come è scioperato che sto che vuole cacciavazzo? Ma c'è la mano. Ma c'è Tonino, ma venne a trovare la mia moglie. Anche a te, caro, ma soprattutto a questa santa donna. Le dovresti fare una statua d'oro. E sulla balata, Una balata. nella balata, scrive: qui giace Beniamina Calandra, dama di carità. Se cara, avanti chiacca e avanti chiacca. Ce ne furono 6 prima del mio che venne. Che ha dedicato la sua vita ai bisognosi e a Dio. Ma no, Padre Tonino, ma io che ci posso dare sto dispiacere a mio marito? No. Sangue mio, capi magari se stai in Camposanto. E poi, se ho fatto la volontà di Dio, 102, 103, 104 anni, ma mettiamo limite alla provvidenza. Cara, tu Sta sei a una sparare. Tu sei una donna speciale, riesci a dividerti tra chiesa e casa Grazie. e soprattutto a far appattare la 70. Sì. Ma chiavo settorio! Ce l'avrò oro. Cara,
Io non sono come dite voi, un babbasone. No, Ce l'avevi il bastone. Sì, ricoppacela. Apri con la coppia, avevi visto. E poi, gli egiziani li riesco a riconoscere a naso. Ma guarda vedere com'è mia, che venne. Defettoso. Oggi Tonino, che fa ora? Io adesso me ne devo andare, sento caldo. Sì, d'altronde qua c'è caldo, guarda Tonino. Sì, amore, si accomodi. Grazie, cara. Lambertino, tua moglie dovrebbe farti fare Una bella figura. Certo, cara. Giudicisse. Padre Tonino, sai che ci dico? Si buttasse se dolci, che vediamo che mio marito c'è che non zucchero. Lamberta, va bene, grazie, cara. la cido c'è Padre Tonino. Cara, ma il pastoio è vuoto. Capite che tutto dei fottiste. Ma se non ne tassato io? Ah, mi dispiace, Padre Tonino. Che sogno molto peccato. E va bene, cara, non ti preoccupare. Dio vi benedica. Prego, Padre Tonino. Grazie della benedizione. Kevin, prendi il caticello. Non si scuida su caticello. Disgraziati! Tutta la mignotteria mi mangiaste, va! Ma fece la pensare neanche, ma fece la distante. Da giù Padre Tonino, s'arrecappò a puntino, con da giù mangioni caruso. Non sa potevano rognare. Sì, pronto. Da cosa inutile di mia moglie non c'è, no. Non c'è, te la chiamasse romana. No. Disgraziato! Ti disse che non ne vedo sulla porta! Un telefono l'ha toccato, capisci? Pronto? Signora, no, mi scusi. Hai a mio marito antiche scimunito. Non si preoccupasse. Mi dica, signora. Ma certo, signora! Il cuore è aperto a tutti! Certo, io non sono la responsabile. Comunque non si preoccupi. Sì, parlerò con mia comare Angela, sì. Però, signora, mi raccomando, sempre presente alle prove. Va bene. Ma mi scusi, lei quando è che può provare? Lunedì e mercoledì? Sicura, signora? Va bene. Sì, una buona giornata, la saluta. Ma chi è confessata? Ora ci siamo io, signora. Vero? Mi pareva, sono. Ma ne è da Angela. Io non sento mai niente. Angela, Beniamina sono. Mi telefonò a signora che vuole già essere no coro. Usate te dico, canciamo in dei prove, a così non può bene. E ne niscemo pulite. Mi raccomando, Angela, non aggiorniamo un teso, Va bene, ciao. Non pure stavo in vicino. Mamma, ma per te ci vuole solo un miracolo. Camina! Ma se stai nata con me e ce l'ha! Oh, ma chi è sta conferire? Sant'Onofrio Peloso, tutta amabile e amorosa, per la vostra santa pila, io non verrei pure a ricogliere villa stasera. Ma Sant'Onofrio Peloso, io te per riccaglioso, una razza ma da fare, sta femminatita la da fare calciare!
Ah, di che è stata movimentata e sei nata. Hai una stanchezza. Oh, è a casa sindaco, è a casa sindaco. Ma poi che c'è Manuno che badate? Io mi stanno usando a farsi fare già se ne esce. Angela, ciao, la tocca. Beniamina! Mamma mia, ma mi sta bene faccio tonino. Nuace, a me è convincente. Perché? Perché qualcuno vuole pigliare uno su questo e nuace. Veniamo a mettere lato. Prima hanno a passare sul mio cadavere. Non ti scandare, cosa sistemiamo a tutti? Padre Tonino, stava a fare affari c'è de so. Ma c'è più so! Ma che fece? Pensi a scendere un po' di Tonino? Ma quella c'è dito suo, se giusto da te mio marito, sì. Ma? Si deve fare i fatti suoi e a vedere sulla messa. Giusto. Per tutto il resto, in primis, hanno a passare del nemico. Tutte! E sul Gesù io! Come? Cadennetia, pazienza, ci vogliamo fare. Oh, suolo tu siamo. Giusto, roba di Tonino? Incavalabile, che boh. Io? Ma perché che suoniamo a casa? Senti qua, mio marito non c'è, a mia per ogni anno, è un bozzino a gamba, amore. E che vuol dire? Dare? Staccati a me badate. Per mia, può restare fuori. E pensa per mia? Ma? Finirà a fare la cretina, tesose, finirà a dare la porta. Ah sì, mettiti il culetto nella sedia che ci vado io. Ma ci può scommettere? Dottore Sole. Prego, buongiorno signora. Su la faccio. Da sis. Prego, si accomodi signora, ma che piacere. Buongiorno signora Beniamina, ma lei ha bevuto, io vedo in un momento sbagliato. Non si preoccupi signora Agata, chi sta è la mia amica Angela, il mio alter ego. Quando si impiego? Quanto tempo mi va a dare? Prego. Io veramente, se voleva dire una cosa che... Ma che dice? Io, se voleva dire una cosa che... Che dici?
quinte, ma... non lo so, tu posso dire davanti a tutte. Signora, può parlare tranquillamente. Idro, è come mia. Si tratta di mio marito. Io finora non sai voluto dire niente perché... perché mi ha fatto male. Signora Agata, non ci deve parere malo. Libera non sto malos. Ma che hanno che se noi? L'esorcizio! Sì, vieni, mi fanno venire. Ma pochi sullari. Signora, ma ha ragione. Chi la può superare la sua bellezza? È giusto, Ma siccome lei mi ha aiutato con tanti problemi, io piena seduta. Prego, parlassi. Chi c'è, signora? Ecco. Se ti vuoi mio marito, non mi capissi. Ma che ho scimonetto nella panza? E anche che scimonettia da meschina? E lo capivo. Signora, mio marito, a mia. Come capisce mai? Arrivederci. Signora Agata, nei problemi che mi ha detto tutta la vita. Sì, mo mio. E anziché già delicato. Signora, guardassi, non ci tenesse sopra le spignole. Ecco. Ma come si la dice? Cacamucca, signora Agata, come non vuole dire? Ma lei... che fa? Mi voleva dire chi viene? Prego. Ecco. Io. Appena mi vede. Piglia fuoco. E facciano sangue in testa. E un po' resistere. E pretende che tutti i seri io sono sempre pronta. Ma non a vuota. Però a me mi capita che qualche sera mi muore la testa. E tu si arrabbia. E ha cominciato a dire: uno t'avaglia, viene stanco la sera e buona sta moglie. E a Ida si vuole la testa. Perché non ti piglia una tacchia per reina, una mesolita? Un'oca! Pigliatella qualche cosa! Perché io a sera ti voglio come una sigaretta. Tutta tu mo! Marco! Marco! Arriva stanco! È buona! Sì! Mio marito quando arriva stanco, si vota, vero no culo, e a cominciare a ronfogliare. A dove sono? Mio marito è sempre stanco e la bala che manco stanno dietro. E se tu questo fisico? Certo. Cara signora, quando suo marito si arrabbia, lei ci dice che non è il momento giusto. Giusto, Sirico, amore. Lo sai quanto tu mi piace e quanto mi piace farlo con te. Ma la sera non è la serata giusta, perché tu sai che quando io mi sento buona ti faccio ballare il vecchio. Signora Agata, mio marito fruito si arrabbiava, ma io quando tornava stanco, con dolcezza e soprattutto sapendolo pigliare, ci diceva: marito mio, capiamo e mettiamo a ringraziare Dio. E
E ci faceva ridere tanto del posti il rosario, fino a quando non sentava ronfoleare. Giusto, a così si fa. Ma se signora Beniamina, io sogno contente che sta di mandavo consiglio. Un è vero che tutti chi vanno a chiesa se battono pierto e sparano prossimo. Signora! Sono gente maligni, ma noi, con l'aiuto di Dio, riusciamo a perdonare anche queste persone. E preghiamo soprattutto per loro. Se frequentare la chiesa fa diventare a questi buoni e generosi, io pure ne voglio fare parte ed essere impegnata come boas. La comunità è aperta a tutti. Che siamo? Bene. Grazie, grazie. Ah, caricavo, sbarazzavo e malleggerevo. Si servisse a truccarmi con quei pipa che tantista ci aspettassi che mangiavo mezzo. Buona per male così. Mio marito una volta si per mettere ci hai detto un pugnone all'occhio calava ancora nivoro. Ora faccio bene. Non ti scomodare, ci vado io. Guarda che non ci pioveva. Ma la sua cosa gliela da aprire. Buongiorno, prego, si accomodi. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi sempre sia lodato. Parri. Ca, non ce la ma sbagliare. Già ci sbagliò. Pa giraffe. Giusto, l'ha messo catecedro, prima che mi sprizzi in terra. Beniamina. Pa giraffe. Padre Raff, mi sarebbe piaciuto conoscere sto Padre Raff. Tutte le parrocchiane ne parlano e sospirano. Pizzoccola e tappenare, padre Tonino. Ci piaceva a tutti, Padre Raffi. Parri! Migna quanti cuinuti per i piedi quando c'era Padre Raffi. Meno male che ora mannarattia. Cara, Padre Tonino, mi fa confondere sto garoso. mi volevate parlare? Sì, Padre Tonino, ma nel frattempo, per sciogliere un po' la tensione, le posso offrire qualcosa? Certo, caro, un frullatino di banane. Ah, Padre Tonino, che giusto oggi banana non maio. Magari un aperitivo. No, cara, no, perché poi mi fa male la bocca dell'anima. Va bene, Padre Tonino, accomodiamoci. Kevin,
Aspettate Ci già. penso io, Pietro. Aspettate su caroso. Aspetta. Venga, signora. Il padre Tonino, s'accomodi. Cara, Ah. ma mi volevate parlare? Ma come mai non siete venuti in sacrestia? Padre Tonino, a sagrestia, una viocchia bire e una varicchia sia. Vero? Padre Tonino, ma lei sa quanto facciamo nuoce nella nostra comunità. Certo, cara, voi siete quelli che portate quasi tutte le attività Padre parrocchiali. Tonino, quasi. Padre Tonino, ma come quasi? Oh, scusate, volevo dire... Tutte, Padre Tonino. Tutte. Padre Tonino, ancora, se tu ne vieni per fare tagliare. Anche i maschietti. Soprattutto i maschietti, Padre Tonino, soprattutto i maschietti. Padre Tonino, dobbiamo cambiare l'orario della catechesi, perché io e Beniamina abbiamo un altro impegno. Ma veramente l'orario è perfetto per molte parrocchiane. Ma Abituati? No. Ma non è che ci siete solo vuoti. Padre Tonino, per il Signore i sacrifici si fanno. Certo, cara. Pu signore, no pide. Padre Tonino, la riflessione del Vangelo. Almeno tutti vanchi. E di qua c'ho con l'occhio aperto, Padre Tonino. Hanno la bocca cosuta. Se ti riescono qualche cosa in sopricchio, si mangiano le robe. Capite? Francesca Renilla e Batti. Padre Tonino, la polizia della chiesa siamo sempre stesse. E se sentiranno si rimproveranno. Quando un poliziano buono. Allora noi li pacchettiamo, ragazzi. Sì, pacchettiamo le Padre Tonino. Padre Tonino, la domenica ha messa troppa eleganza. È uno sgarbo alla povertà. Tutta Miria. E chi ti parano ruggiarretette senza quota? Padre Tonino, Posso parlare? Mi sbattete di qua, mi sbattete di là, mica sono un uovo. Sant'Onofrio, un parrino mi ammazzarono. Ma E va bene, facciamo tutto quello che dite voi. L'importante è che la chiesa sia sempre piena. Anzi, vi dirò, domenica nella predica ci penso io, glielo infilo tutto per intero. ma che cosa? Il discorso. Padre Tonino, ci raccomando. Queste sono tutte idee sue. Tutta farina lo sa sacco. Certo. Sapesse da uscire a dire che comandiamo pure un parrino. Mangiamo a Dio. No, un eco comandano. È un pupetto cattolica. E va bene, cara. Adesso dobbiamo andare perché abbiamo l'appuntamento con le prime comunioni. Padre Tonino. Mi raccomando, Padre Tonino. Anche i genitori, tutti presenti ad ogni riunione. Certo, cara, perché se no io comunione non gliene faccio. Bravo, Padre Tonino. Quando ci vuole, ci vuole. Adesso, cara, andiamo. Sì, Padre Tieni, Tonino. prendimi il caticello. Veniamo pure noi, vada. Ok, grazie. Non hai in mente queste cose inutili se nere? Ah? Agata, tu mi capisci, Agata, tu mi tradisci, Agata, guarda, stupisci, come è ridotto quest'uomo per te. Sant'Onofrio, tu troviamo a parlare, Sant'Onofrio. Tu lo sai che il mio cuore piange d'amore. Come? Già usato.
Chi sapesse la cosa inutile è pantalone di mia moglie, vero? Hai ragione, con un saggio. Santo no, io ti prego riccaglioso. Una razzia va a fare. A gattina va a fare arrivare. Chissà in Natale. Guarda che sono emozionato. In gatose. Prega per noi Maria, prega per figli tuoi, madre che tutto tuoi, Abbia pietà di noi! Mario, assiettate! Io era peggio teso! E tu mi fai stabusciare tutte cose! Vabbè, con che se noi siamo consumati. O saggio, che consumate è mia figlia! La cosa inutile non vuole che si fa zitta! Ma che dici? Ma va pure piano. A me mi fa dire un rosario tutti i giorni, pure quando io non c'è. Compare, tu perché sei babbo! Tu a fare come mia! Quando non c'è, o te ne dici! Ma che tu ne dici tu? Non te ne sai con cui stiamo a domani. Cosa non pensi? Ma che? Rico, scusa che ha cancellato la No, canzone. ti puoi comprare come arriva a casa, cancello tutto. Tranquillo, compagno. Ma birra. Ma che tu? Perché non che hanno dietro tutto il rosario? Chi giorno è? A che ora cominci? A che ora finisci? Tornate non ti chiamati e sono tutti dietro buono. Mi fa pregare a ginocchione, capisci? Per tutta la sera. A te buonati a finire compà. A me mi fai dire andare a posto e Padre nostro. Un gloria e pace e uno d'Ave Maria. E ogni pilo con ogni zoccola ci conta. E siccome un anno picca stettane, pila, che non ci vanno all'estetista. E poi ne ci dice a tutte, signora, non si preoccupi, io pregherò per lei. E poi che preso Giuseppe. Quando comandare un niente, quando nasce mio figlio, chi sanno? Io ci voglio mettere un nome normale, chissà ciò, Matteo come me E Petro, come a Matteo, Giovanni come me zio, e gioco di fottio. Santo come me cugino. Compadre, io non ci stiamo manco vicino, Aida, ma anche ammazzata, sto facendo giocare a testo croce. Ci piacciono le cose rosse, ma allora è licca, compadre. Sì, è viziosetta, perché sei viziosetta. Ma non doveva uscire via, che mi fottio. Compadre, cacco fotte, che ti ho pittonato tutto. E mi fottio, perché mi dice, testa vincio io, croce perde tu. Conosci la croce? E se ne sei Pio. E tutto quando chiamano Pio. O Ponticino c'è. Ehi cucino Pio, ehi cucino Pio, ehi cucino Pio, ehi cucino Pio. Papà! Oh, amica, ma che sta? Oh! Ma tu che sai? Compadre, tu niente sa. La cosa inutile appena vedi l'ecografia e vedi che la femmina ha cominciato. La vestito! Che la devi chiamare come la bella de tomate, la devi chiamare come quella santa donna di mia madre, Bernardette. E me fotteo, compadre, me fotteo. Compadre, Sì, ma io ti avevo fatto secco. sì, a me mi fa panore uno. Inde si mangia ogni bene di Dio. E io pane e modica. E mi dice, ma che tagliamo di che ho caso? Compadre, tu pane e mortica, io solo acqua, perché dici che mi devo purificare per tutti i peccati che faccio durante la settimana. Io. Così devi sta purificare tutti i peccati che fa, compadre, avessi essere appezzata come una giurata. Hai ragione, vabbè, ma che me ne pare?
Che sei da? Mi vuole fare iscrivere nei Boy Scouts. Abbiamo sempre Lambertino, il marito di Beniamina Calandra deve essere sempre presente in chiesa, sempre. Un buono che fa zucchero che a 50 anni. Ma come si fa? Vai qui io. Che tutti e sono. E poi un parrino. Un parrino. Ah, non tutti noi che ne parliamo. Non bene. C'è una conferenza. Io non me la maledere. Dammi a fare tastare, ma che dici, papà? Beh, tu lo sai che io hai l'occhio catalano, una a Cristo e una a San Giovanni. E tu per quanto ne metti montanni, compà? Ma chi sente di montanni? San Giovanni. La montagna chi sei? Ci pensi che io, tagliava io, non ci può niente fare. Si appizzò come una gattina. E tu? Io? Mia madre! Ma cominciò a dire, è saporita, che frequenta sempre la chiesa, che è molto gentile, e che io questi ora che andavo trovato se mai trovato. E te consumaste, compà? E invece, tu sai, quanto femmine pensano che io ci faccio un occhialino, e mi tagliano! Ecco, a te! A me! A me per cattiare! Ti spiccioliano l'occhio e sbatti sul suo bolone! A me una cosa, ma tu come ti maritarsi? Con te a metà? O mi ci fa ripensare, compà! Che ancora ghiaccio! Compà, a me notte mamma dici tutte cose sole! Ma che barino! Che voglio ridere! A me mi funziona era troppo pietà, compà! Se quando eravamo zitte era rusci come miele, amore di qua e gioia di qua! Ma appena si fotteva un pulpo! Ha diventato amara come un fiere! Si fotteva un pulpo, compà, e me la so in aff! E chiama la pizza! E l'unica cosa buona chiama, compà! Ah, sta pizza! La picchina di la pizza! Compà, questa si chiama fissazione! Fissazione! Che me ne insegniamo un'altra! Ma che può ridere? Azione fissa! Dai, quanto me ne vai? Quanto vai? Ma che ti interessa? Ma come mi si di muovete, muovete? Tutaccio che c'ha l'occhio tuo e tutaccio! Io cominciavo a rosare, ma tu quando tu esci? Compa, io come i pinnoli, prima o dopo i pasti per digerire. Compà, se invece tanto, me ne sei, te saluto. Compa, Che? non ho fatto un squillo per cancellare la cassetta. Tranquillo, compà, cancello tutto come arrivo a casa. Sei in una botte di ferro. Ah, come riesci tu, compa? Prega per noi Maria, prega per i figli tuoi, madre che tutto puoi. Ah, non troviamo a parlare. Perciò ti resteremo a mandare la gattina per mandarci a giocare a brasa. Ma la così non puoi essere, ah! Perché ti taglia la luce e televisione. Per cosa come si dice, compà? Quando c'è un ramette, l'amicizia sempre c'è. Giusto, eh? Quindi ne regaliamo a fare, amore. Cavolo, stai nata, cavolo. Ho detto che la frase mia mi compare. Non che lei potuto capire quello che ho consumato di tutti noi. Sei io o io? Papà, detto signor Mario, che si riceve un rosario con il registratore in te mano. A tuo babbo, da che ti ha cominciato a cadere per cancellare tempo, tu non sai che ti rincia un comando e un pupetto. Mischino. Ah no, come mia. Come qui? Ma perché ti morire? Perché rincia comando io, quando non c'è tua madre. Papà, ma mi dici che come no, mamma? Che ti cambiano la cosa saluto? Se poi tu mi
cellulare per mi fare chiamare a Nazareno. Io rivincio non posso chiamare perché sennò se ne ragiona. E qual è il problema? Ah? Te non come cellulare, ci vanno un WhatsApp. Che? Perché ti sto andando a terreno a sto picciottiere? Ci vanno un WhatsApp e t'aspero che tocca. Io mi ho fatto una scopetta con i miei amici. Oh, sei venuto a maggio. Io sono una nonna, non ti scuidare. Vabbè. Capisci? Allora, Grazie papà. Santo Nofrio Peloso, io ti prego riccaglioso, una razza ma da fare, a sto mascolo ma da fare maritare. Amore, sono sola e triste. Vieni presto, ti aspetto, ho bisogno di te e delle tue coccole. Amore, amore, ape, fammi trase. Vecchi una scopettata. Amore, sei venuto a farmi le coccole? Sì, amore. Non ghittare voce, che a tutte cose ci contano i vicini a da Santa Pissiana. E poi non abbiamo molto tempo. Allora, buttiamoci. Che fa, sei pazzo? Che puzza! Hai bevuto? No, solo c'è bicchiere di tua madre. Di mia madre? Ma che dici? C'è bicchiere di sega. Ma sei meriaco! No, guarda. Aspetta! Aspettate qua, che devo farci una bella caffettera e caffè amaro. Non ti muovere! No. Guardate! Guardate! Dov'è quell'essere perfetto? Nazareno, non complicare le cose! Cauce? Cauce paune! Dai! Cavacuce! Paune! Bernadette! Io ti voglio! Tu mi vuoi? Io tu che te voglio, ma non ora così! E poi, varicella a me mangia! Tua madre ti può fare da coppola in un barrino! Ma non da via! Tanzare, se miriaco e sconnessi, vieni qua, siettate, pigliati su caffè e battine, perché se mi matti giova a cara così, l'essere perfetto, arriventa imperfetto. Ancora ne una! A che se chi le cristiani e io non può bere! Uno! Ma scrivere un bollettino di spaghettiere! Lui! A mattina la missa! E te, su un specialista io non so recappa. Basta, diviti su caffè, che può essere che ti arrepigli. A mia, in mia cuna, non mi piacciono. E poi, se mi matti giova a cara così, che ci dico? Che tu io, Michael Jackson! Ma chi hai? Ma chi è? E è una cucciuscica! Stavo tutti corrienti. Hai vomitato dentro la tazza, vero? Sì, mi carico la coppola dentro. Come ti senti ora? Ora sto bene, grazie. Ma tua madre mi fa uscire pazzo. A chi lo dici?
I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Where am I to spend with you? Mi scusavi i chiavi! Ora come facciamo? I tomati, ora ci parlo. No, non è un momento giusto. Ma Pete, non sarà mai un momento giusto. Lambertino! Bernadette! Volte sognate! Ti prego, non ci unire casa in Nazareno. Ora ci dico che sogno Lazzaro. Un babbiare, non è un momento di babbiare, giura. Giuro. Mamma! Mamma! Come mai mi dici tutto sto tempo? Non è che sognare nella poeta! E chi sto qua? Mamma, ti presento. Piacere, Carmelo. Piacere Carmelo, ma tu non sei di qua. Sono di Cotrano, io e Bernadetta abbiamo degli amici in comune. Sì, mamma, è amico di Lucio e Giovanna. E chi ci fa? Sa, sono qua in paese per motivi di studio. Giovanotto, quando dico qua, dico capomarone della mia casa. Mamma, l'ho invitato io a Carmelo perché siccome lui studia psicologia, l'ho invitato per farmi dare qualche consiglio. Psicologia! Interessante! Ma allora vuoi fare lo psicologo? Sì, signora, curare certe teste è stata sempre la mia passione. È Dio che ti ha dato questo dono! Dio vede e provvede. Bernadette, tesoro! Ma non trovi che oltre a essere intelligente sia anche un bel ragazzo? Sì, mammina cara. Non mi ha chiamato mai tesoro. Quando avrei voluto liscia, vuole là. Carissimo Carmelo. Bernadette. Guardalo bene questo ragazzo. Sì. Mi sembra un ragazzo dalle mille doti. Alto, bello, aiutante. Aiutante! No, signoria nudo! Bernadette, è single, signorino, e poi è una pazza. Adesso devo andare, si è fatto tardi. Sì. Carissimo Carmelo, senti, più tardi ci sarà anche mio marito. Avrei il piacere di invitarti a cena. Sa, conoscere suo marito mi farà un grandissimo piacere. A più tardi allora. Sì. Che moni, Bernadette! Si vede che sono mal abituate a tenere la pinna. Sì, se lo dici tu, mamma. Ti A stasera, accompagno, Carmelo. Ciao Carmelo! Il picciotto birro! Ah! No, non ci faccio scappare a mia figlia! No! Ah, chi sui picciotti praticare la mamma? No, io! Mamma, non a cominciare. Carmelo è Carmelo, Nazareno è Nazareno. Giusto! Sono cose completamente diverse. Uno usa pinna e una cazzuola. C'è una differenza, decillo, santo Ma no. se tu manco conosci a Nazareno. A me basta poco per capire tanto. Si vede che non capisci niente. Io ti dico che fra tutte e lui differenza non ce n'è. E qualche giorno te lo dimostrerò. Gioia mia, tu mi dimostrare proprio niente. Perché sto Nazareno, da me casa, non ci trasi, né ora e né mai. Vabbè mamma, finiamola con queste discorsi. Io vado a Vassoria. Che bello sto picciotto, universitario, studiato. No, io devo essere meglio. Idro, non ci faccio scappare a mia figlia, mai. Mancai un tempo di mettermi nella sedia, ma chi c'è? Stai là, dove vai? C'è, o via vai? Per fortuna nella mia casa non c'è mai nulla quando si servono. Oh, Angela. Beniamino. E da madre chi sta sempre diffusa? Ma chi è?
Giannetto? Aspetta, di che calma. Aspetta, fammi pigliare il respiro. Le sorelle Giannetto! Voglio mettere scompiglio. Ieri te, che ciucciulavano? Compagno Tonino, aspetta! Vieni cagiste? Su andare a fianare. Vedremo che a fare. Perché se no vedi che si picchiano a mano, con tutto piede. E il Pattonino che faceva? Mentre tu... Pattonino, mentre parlava guide, tagliava mia. Sa che te dico? Ora chiamiamo a comare Soluzza, vediamo che sapete. Vai a chiamare a comare Soluzza. Aspetta, che ci penso io. E dammi che chiamo io. Vabbè, Luna, ma sua casa, era messo te? No, fammici chiamare a mia. Ma vedi che bella chi? Ma vedi se per comare... Avevo finito! Ma dici una la cristiana c'è tu, ti arriva e ti comandano pure un'intacca. Chi ti dice? Ma che mi dici? Ancora manco mi ha risponduto. Ci vuole più uno per spiccicare una parola, vedremo quando una paroluce. Pronto? Su! Aspetta, io ti voglio domandare. Ti voglio domandare una cosa. Ti dite? Tu ti ragionasti che per Tonino parlava di sorelle Giannetto? Sì? E allora? Com'è? Ah, così è. Ah! Che c'ha? Oh! A me cade. Ti saluto solo! Ti saluto solo! Ma chi ha? Chi? Ma come fuori dentro? Ma chi è? Di sorelle Giannetto! Chi è? Vedi che si vanno fottere a Pattonino! Le vanno fottere a Pagetonino! Ma tu vedi come benedici Pagetonino? Non ti chiudi qua, non ti chiudi giù! Cosa hanno a fottere? Battare un Bene, dobbiamo provvedere. Cosa provvediamo? Ma come provvedere? Mi facci! Ma come morì? Uzzunerio! Morivo! Ma quando morivo? Ma se non tu la chiazza con me! Che così si muore senza pensare a nonno! Mario! Tu resisti un rosario? Che senza rosario? Come un pazzo sale! Solo che mi finire in batteria! E non lo potete gestare tutto! Ma ci finirà in batteria, tuo creatura! Tu fatti fatto dopo. L'ha messo il registratore. Che avremmo non è che arrivaste? Quasi tutto registrato! Mi mancava l'ultima poessa! Ne vedi. Ti visti? L'ha messo il registratore! Mi piace, comma? La prossima volta ti faccio vedere io! Mi schifo. Ma ti pare che mandavi a vincere qualcuno io? Quanto vedremo non è che arrivare? Ma giù, ma basta. Ottimo il bottone! Dice tu, siamo consumati! Un padre ma che consumate me piglia! Un vuole che si fa zitto! Meschina, ma sappilo piano! A me mi fa dire un rosario tutti i giorni! Solo quando io non c'è! Un padre che posso fare! Guarda come me! Quando io c'è, o te ne risi! Sì, ma che cartone il registratore! Molte le saremo scrutiamo a domani! Disgraziato! Caglianotele! Senza dignità! Scomunicato! Che io... Chi se ne è indignato fino a ora? Ma che c'è
cugnato, ma che c'è? Ammettino che non via! Lambertino Che non sente sogno! Giura scalona! Compare, me lo sono dimenticato! Tu scontaste? Ma io te ne resto tante legnate a te! Che mi fai sta diventare il Mario di staraccio! E me la pare che ero in una botta di ferro! Arrangiatosa! Così, te Compare, perdona, compare! perdona, le tapavone c'è. Mario, cammina a casa. Ora ne discorriamo tutte noi, Compare, vuoi il tuo sogno? Oh, poi tu ma chi c'hai a fare un po' in testona? Bene a me. Io me ne vaio. Che chi a cuocere a me figlio Pio. Che bella questa è la pignata! Ma quale pignata è pignata? Ah, venuto male che mangio pane e multatella! Ah, ce l'avevo troppo bella! Ma sì! E ringrazio Signore che ce l'hai sto pane e mortadella. Comare, la salire, che l'hanno per vizio, non lamentarsi. La avessimo tutte, non voglieli come noi. Compa, ma che fanno a rafama? Ma cosa va a cantare questi biglietti, compare? Ma così c'ha la macchina caricca, dai! Ha ragione! Mario, amoni. Compare, ma perché sta bella passata legnata? Ci muoviamo, Ma compare! compa, ma basta lì mia! Diritti, cammina. Ai, Amoni, cammina a casa. Cammina a casa. Lamberto, Ma non posso stare qua! Qua! Ma c'è ma ti chiacchiai e ti chiacchiai! qua. Qua! Ma se tu... Qua! E così muove! Allora, chi è stato squistando il registratore? Ma che ne saggio? Tutto così tu feci! No, tu sei innocente, come la fare un baccalaro, innocente sei. E che tu abbia me crede mai! No, ma come a fare per credere? Non è ben detto, non c'è Cancio un riscosso. discorso! Cancio riscosso perché ti dire una cosa importante. Ma questo lo riprendiamo stasera, non ti crede che farò dopo, eh? Ah, Bernardetta, è nato in stanza. Mi fece conoscere un picciotto. Questo si chiama Carmelo. Ma questo che è mielo? E io mi disse che è un amico. Ma io capivo subito che c'è del venero, ah? Meglio. Ah, così ci fa sguidare al muratore. Questo, storia per psicologia. Psicologia? Da buono è! A così ti mette a roggio sto cerevietto! A te è da curare, che sei scolebrato. Lo avessi tu un quarto rume cerevietto. Anzi, stasera viene a cena e un canosce. E che cantare sto solo tutto? Pane e salata? Qua, nelle gabbie ti deve venire. Stasera si mangia pollo con patate. Mi dai piede? Un stregugliare di mano, perché appena l'omni ti fa giocare. Che per fiora? Sciavolo se tu faccio sentire. A proposito, se mentre io non ci sogno a sapere, per a te comincia a parlare solo tu solo, sa? Perché tu di più parli, di più sbagli, hai capito? Ma come riesci tu? Stai a cattare un pollo. Mi raccomando, Lamberto. Sì, però stai attento se ti stocchi a... Pensa per te a 6. Sta cosa inutile. Ma quando si arrecogliano? Quando ti arrecoglia è sempre tanto, perché io già faccio chiusa, no. Amone. Carmelo piscicolo. Ma questo picciotto? Ah, sempre solo pane. Che io oramai. Ma non è una cosa. Questo picciotto che domani ci andava a scuma a bocca. Ma che pane? Ma Carmelo piscicolo. Papà, Carmelo, un ex psicologo. Ah, un psicologo? No. Allora questo Carmelo. Papà, Carmelo, un ex Carmelo. Ah, un Carmelo! Ma questo figlio è allora?
Papà, Carmelo è Nazareno. Nazareno, che è vero, perché io mi stai confondendo. Papà, non ti spiego io. Ti spiegamelo, perché qua... E davanti stanno molto Allora mamma trovò a Nazareno qua e poi mi fare cazziare ci dissimo che era Carmelo e che fa lo psicologo. Ma papà, aveva una prova. Ca mamma, prega. No, prossimo frega. Tina prega per tutte. E poi mi ci fotte non egoite. Carmelo, Nazareno, Carmelo. Catita appena lo sape. Un corpo di sangue ci viene. Papà, finiscila. E fosse per l'ora però, Cristo non si dice queste cose. Comunque, ama pigliare un toro, anzi, a vacca picuenna. E ama risolvere questa situazione. Arriva a stazione, non veniamo a pigliare sto piccione. Ma con quale ce ne arriva? Quale stazione? Situazione! L'ama risolvere. Giusto, e io fossi contento che ci fosse per Padre Tonino. Raccosta venisse con che idea la cosa inutile. Buongiorno! Prego, papà! Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato! Pagedone, ma che fa se senti chiamato? Ma non cielo, che venne che produce se? Mi chiamo Kevin e io cammino sempre lato a Padre Tonino. A Iddu ci piace sbagnare. Aveva bisogno cucciatiene. L'acqua. Ah, E comunque io sono venuto qua per chiedere un consiglio a Beniamina. Parre, sbagniamo. lavate le mani, ma che cosa? Papà, ma chi capisce? Ma che piscia sto stato? Kevin, quante volte te lo devo dire che qui non c'è di bisogno? Kevin, per niente. Padre, si accomodi, prego. Grazie, cara. Padre Tonino, Dimmi, lei è cara. mia moglie, la conosce buona. Che non è buona per dare consigli a noi. Ancora con questa storia, Albertino, basta! Ma basta, ma quando mai avevo che mangiare una insalata muscia, Padre Tonino? Padre, non è vero che a cuore non si comanda e che agli occhi di Dio siamo tutti uguali? Certo, cara, e tua madre di questo ne fa tesoro. Ma che... Amore! Buonasera. Padre, Sia lodato Gesù Cristo. padre, lo vede questo ragazzo? Certo che lo vedo il suo maschiaccio, mica sono orpo. Orbo, lei è stato uovo subito e promoto. Padre, questo è il Nazareno. Mi benedica, papà. Sbagliamo! Questo pisciamo va a andare fuori. Sbagliamo! Kevin, ancora non è ora, Ma Iura, Piacere, Nazareno. Piacere Lamberto. Padre, questo è il ragazzo di cui sono innamorata. Vero? Ma mia madre mi ostacola perché lui fa il muratore. Beniamina, non ci posso credere, Beniamina. Mi rifiuto di crederci. Sì. Kevin, Vediamo. fate una cantoniera e quando viene mia moglie non riesce. Dimmi, Il ragazzino Kevin si fa sapere quel Beniamina che si batte un petto ogni mattina. Padre, non ci può credere. Siamo già da rincia e ne scisso il momento giusto. Praticamente voi volete che io sia vostro complice? Ma quale complice e complice? Lei ha a fare un parrino. E mettere sulla retta via chi sbaglia. Ah, pensa parlare prima sta salvatrice dell'umanità e poi ci facciamo a birra con qua va che fare. Questa è una diavola vissuta da santa. E va bene, mi avete convinto, adesso mi ammuccio. Labbè, che è Beniamina? Stai arrivando? Tutti i posti di combattimento! Dove?
catticino si scoidò. Carissimo Carmelo, già qua! Un tagliare con Spero che mio marito non ti abbia annoiato con le sue stravaganze. A vacanze? Ma no, noi abbiamo parlato del travaglio. Buonasera signore, sono appena arrivato. No, niente attastato, Beniamino. Sì, tu parlo io, non questa. Lamberto, amore, senti, vai ad aiutare Bernadette, che io faccio 2 chiacchiere con Carmelo. Te, Bernadette, moneta. vai da tu Paolo, mi raccomando, eh? Mi raccomando. Piangiamo con noi, facciamo Carissimo Carmelo, io so quello che tu non sai che io so. Tu pensavi che io non lo sapessi, ma io so ciò che tu non sai. Ma veramente? E come ha fatto a capire? A me basta poco per capire tanto. Comunque, mi sta bene, anzi, benissimo, che tu sei innamorata di mia figlia. Però mi devi aiutare a risolvere una situazione. Io? Ma lei è sicura che la posso aiutare? Sì, Edo. Mi dica, sì. Vieni qua. Mettiamo una caccia per che mi sento. No, Carmen, mia figlia, una discendente di Calandra, una calandrona, si vuole abbassare a livello di un muratore. E due cose notole, c'era una cuccio. Innamorata. Signore, ma questo muratore ci fa proprio schifo. Schifo, schifissimo, sì. E lei, donna di chiesa, non pensa che questo muratore possa essere pieno di nobili sentimenti? Senta mia, giovanotto, mica mi fare arrabbiare. Chi me ne fotta mia di suo nobile sentimenti? A mia mi interessa, piccolo in zacchietta e pinna ne mano. E tu? Mi vedi casa a tenere buona, a pinna ne mano. Ciao, faccelo squidare. Ma so cuore è denaro, cioè. E io non la voglio pigliare per fissa. Ma chi si scantolino? No, io non mi scanto. Ma quando si combatte una persona che è come una noce dura, vacante e fradicia rivinta, sapessi un po' di tempo. Bravo, si vede come parli bene. Non un muratore, che si conosce di mano. Mettele assieme. Belle, su ste e chi è? Su chi di un muratore? Sì. Mamma, Idru è Nazareno. Lamberto! Che mi sento male! Lamberto! Mamma! Che mi sento male! Tanto non frumerà con un difficile! Stai a stare con dietro! Beniamina, perfida e meschina, donna contorta, non sei morta. Gli altri non far soffrire, ricordati che anche tu devi morire. E se ti pentirai, il paradiso tu vedrai. Appena sveglia mi farò perdonare, perché il paradiso lo voglio conquistare. Signora Beniamina, si svegli. Mamma! Nazareno, meglio mi sento. Grazie figlio mio, meglio sono. Grazie. Beniamina! Secondo mia, ora sì che già potremmo sbagliare. Lascia stare questo catecino. Per Beniamina non ci basta nemmeno tutta l'acqua di Lourdes. Lambertino, tua moglie finora è stata bella di fora. E fradicia rincia, pace Torino. Fradicia rincia. Un paradiso, santo Onofrio, Nazareno, Bernadette, venite qua. E lei, Pace Tonino,
i maritas. Subito, pentuta sogno. Paggetoni, vedi come a parlare un fieno per bere quanto era fradicia? E io, come avevo a bietta, con sti capelli al vento e sto sorriso d'urbanza. Oh, ma tu non sai come riesce a proviero? Ruidatevello tutte, che si innamora di capite e diente, Si innamora di niente! Hanno recitato per voi nel ruolo di Agata Pasqua Lococo. Pino Romano e Mario. Nei panni di Angela, Mariella Cosentino. Ha interpretato padre Tonino Filippo Corrao. Lo accompagna il piccolo Kevin, Alessandro Liga. Giuseppe Dolcemascolo e Nazareno. Nelle vesti di Bernadette, Elsa Speciale. Così immediato! Giovanni Fiorante, il nostro Lambertino. Nel ruolo di Beniamina, Cristina Fiorentino. Pino, che sono una mamma tanto impegnata. Non sul palco, ma importantissimi i nostri pilastri fuori scena, le nostre editrici. Eleonora Speciale e Rosalia Manzella. I nostri direttori di scena sono Gaetano Polizzi e Cinzia Fascino. La nostra mascotte Sondria Corrao. Il nostro tecnico del suono è Raffaele Catanese. Signori, per voi i venti del sud. Signori, ringraziamo a tutti stasera per essere stati con noi e vi presentiamo la nostra bravissima e unica regista. A voi, Patrizia La Porta! Grazie per essere stati con noi. Spendo solo 2 parole perché capisco che è tardi e allora intanto volevo ringraziare i miei ragazzi
perché dietro c'è tanto lavoro e mi hanno davvero sopportata. Poi per il resto voglio ringraziare il dottor Di Salvo e la Scintilla per averci dato la possibilità di essere con voi qui questa sera, ma soprattutto per portare avanti la cultura bagheria, che non è così semplice come potrebbe sembrare portare la cultura. Il teatro è una branca che fa veramente penare per essere lanciata, quindi è un piacere vedervi, siete così tanti, così numerosi. Grazie per essere stati con noi, speriamo che vi siete divertiti e alla prossima. Grazie a tutti, buonasera. Faccio la prova con lei.